Merifiore dell'associazione Cometa, oggi qui a Santa Elisabetta è il primo degli appuntamenti, ne seguiranno altre in altre comunità con il torneo di calcetto che serve anche a integrare con lo sport i ragazzi. Sì, oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato e come ogni anno per noi è la festa dell'integrazione, fiore all'occhiello della nostra associazione. A questa seguiranno altre attività. Oggi è un triangolare di calcio tra il SAI di Comitini, di Racalmuto e Santa Elisabetta, ma non c'è un migliore perché tutte le squadre hanno la potenzialità per poter emergere, come questi ragazzi che sono veramente dei talenti. Le altre attività si svolgeranno a Racalmuto con una festa che serve a ripristinare cortili con materiale di riciclo. A Comitini ci saranno altre attività e questa proprio dà l'inizio a questi festeggiamenti che per noi sono molto importanti perché i ragazzi si sentono parte integrante del territorio. I ragazzi li seguite voi da quando arrivano fino all'inserimento nel tessuto sociale agrigentino? Sì, i nostri ragazzi dal loro arrivo, dall'ingresso, quando richiedono protezione allo Stato italiano, vengono seguiti dal punto di vista sociale, sanitario, psicologico, legale, fino all'attività di integrazione e anche di attività lavorative con la proposta di tirocini e di borse lavoro. Sì, è un'ottima occasione per fare un po' di socializzazione tra i ragazzi ospiti nei vari progetti, anche grazie al Comune di Santa Elisabetta che mette a disposizione le infrastrutture e questo è molto importante per i ragazzi che si sentono così integrati nel territorio. Senti, come si svolgerà il torneo? Il torneo si svolgerà, si fronteggeranno le squadre di ogni progetto. Alla fine tutti giocheranno contro tutti e chi avrà raggiunto più vittorie e punti vincerà il torneo. Senti, è un momento bello questo per i ragazzi che si possono incontrare delle varie comunità. Assolutamente un momento di condivisione per tutti, un momento di allegria e dopo il campetto ci sarà anche un momento ricreativo con pizze e bibite, così anche per incrementare la durata della festa. I ragazzi si possono divertire a 360 gradi, sia con lo sport che con la musica che con il cibo. Ogni anno la festa del rifugiato è un'esperienza sempre meravigliosa perché è sempre nuova, è sempre diversa, i ragazzi cambiano ogni anno, però sono sempre ragazzi bravi, educati, che si integrano abbastanza facilmente nel territorio. Ecco, lei in quale comunità opera? Io sono nel progetto 6 di Comitini. E a Comitini organizzerete anche degli eventi? Sì, organizzeremo degli eventi con il comune, faremo in occasione della festa del patrono, quindi ci integriamo abbastanza nel territorio. Oggi il torneo di calcetto che è un momento anche di sport e di libertà. Sì, certo, è un momento anche di comunione con gli altri progetti di cui fa capo l'associazione Cometa, che i ragazzi si integrano bene nel territorio. Matar, tu da dove vieni? Vengo dal Gambia. Senti, come ti sei integrato qua in questa comunità? Bene, bene. Oggi questo torneo di calcio nella giornata dedicata al rifugiato. Sì. Ecco, tu che giochi, che cosa fai? Insomma, raccontaci qualcosa. Io gioco come Attaccante. sì, attaccante e difensore, tutti e due. Senti, Sì. tu in quale comunità sei ospitato? Cosa? In quale comunità vivi? In Cometa, in Comitini. Ah, Comitini. Sì. Ti trovi bene a Comitini? Sì. Sei abbastanza integrato? Sì. Buona